Redime anticipazioni del 25 agosto. Sanem perde per sempre Jeanne. In questa puntata Sanem, dopo aver detto a Jeanne che si dimette dal lavoro e così uscirà dalla sua vita per sempre, ha il cuore spezzato. Crede di aver perso definitivamente Jeanne e, delusa dalle sue parole, si licenzia e ritorna a lavorare nel negozio di famiglia. Ma nulla è come un tempo, i ricordi tornano a galla, insieme a un sentimento così forte che neppure la rabbia riesce più a spezzare. Intanto in agenzia, JJ chiama Sanem per chiederle di tornare al lavoro. La ragazza però spiega di essersi licenziata e racconta a JJ di aver frainteso tutto riguardo alla festa di compleanno. JJ non sa che dietro di lui c'è Jeanne che ascolta, mentre rivela a Sanem che è stata Eileen a spargere la notizia che dietro la sua festa di compleanno ci fosse Jeanne. Questo comincia a far aprire gli occhi al ragazzo, che sempre più geloso mette in guardia anche il signor Fabry. Deve stare lontano da Sanem, anche se loro due si sono lasciati, le attenzioni che le dedica lo infastidiscono. Nel frattempo Emirre si trova a casa di Eileen, chiama Leila per avere il documento che ha sottratto a Sanem. Leila si sente in colpa per aver tradito sua sorella e dice al signor Emirre che non gli consegnerà il documento. Nonostante tutto lo reputa un bravo uomo e cerca di convincerlo a dire tutta la verità a Jeanne. Conclusa la telefonata, Eileen è furiosa perché anche Emirre sembra confuso e assalito dai sensi di colpa. I due amanti si imbattono in un'accesa discussione, tanto che Emirre lascia la donna dicendole che da oggi in poi non dovrà più intromettersi nella sua vita. Intanto in agenzia arriva anche Sanem, che restituisce il vestito a Fabry davanti agli occhi di un Jeanne orgoglioso e sorridente. Il messaggio di Sanem per Fabry è chiaro: il loro rapporto si limita ad incontri solamente lavorativi e non ama ricevere da lui certe attenzioni. Più tardi Sanem, nell'ufficio di Leila, trova i documenti che provano l'alleanza tra Eileen e Mirre, documenti che erano in possesso di Sanem e che Leila ha rubato sotto richiesta di Emirre. Le due sorelle discutono e le lacrime di Sanem fanno sentire ancora più in colpa una Leila già piena di rimorsi. Adesso io vi saluto. Non ci resta che vederci l'episodio e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!